Ciao Patavini, siamo a Vo Euganeo, nel cuore dei bellissimi Colli Euganei. Io ho già un bicchiere di vino in mano, siamo da Cantine La Costa. Il loro benvenuto funziona così: un bel bollicine che ho già assaggiato ed è molto buono, e adesso vi porto con me a visitare la cantina e i vigneti. Cin! Siamo sulla terra, sulla zona dove poi il vino viene effettivamente prodotto. Sono con Valentina che adesso ci racconterà un po' meglio quello che andremo a vedere. Ecco, niente, io sono Valentina, sono l'agronomo dell'azienda La Costa dei Fratelli Facchin. Siamo sui Colli Euganei, nella zona appunto vocata per il moscato fior d'arancio, che è una DOCG dei Colli Euganei. L'azienda La Costa è una delle aziende più storiche del territorio. Abbiamo come superficie 100 ettari vitati, nei quali appunto troviamo la riproduzione di vitigni sia storici evocati della zona, come l'uva Pinella, mentre altri vitigni internazionali come l'uva Cabernet, Merlot, l'uva Glera, che appunto ha una storicità ma anche una parte di varietà internazionali che si ritrovano sul nostro territorio. L'uva Glera che ci porta appunto il prodotto finale, che è il Prosecco DOC della zona dei Colli Euganei, a parte di Padova. E oltre a questo abbiamo appunto il fior d'arancio, che ne parlavo prima, la DOCG dei Colli Euganei, arriva dall'uva moscata gialla, che è una delle uve più particolari, profumate, che si trova bene su questi territori grazie appunto al terroir e a questa terra principalmente appunto che è data da una roccia particolare che è la zovonite, e ci regala questi profumi del fiore d'arancio. Produce solo la gemma inserita, okay, che porterà il tralcio dell'anno, inserita nel tralcio del secondo anno, non del terzo, perché il terzo non produce. Quindi la potatura viene fatta così, lasciando un moncherino, un tralcetto per andare a creare tralci nuovi per l'anno prossimo, e le due che portano appunto i grappoli con le gemme della produzione di quest'anno. Siamo anche stati fortunati perché stamattina c'era un po' di nebbia, oggi pomeriggio è uscito il sole e quindi riusciamo a vedere tutto con una luce molto bella che fa risaltare le gemme, le vigne in questa fase della loro lavorazione. Dopo la visita ai vigneti siamo entrati in quello che è realmente Cantine La Costa. Venite a vedere. Qua c'è il drone, perché le riprese non si fanno da sole comunque. Sta arrivando Stefano, l'enologo di terza generazione, che ci racconterà le lavorazioni che si fanno qua. Come vi dicevo, mi ha raggiunto Stefano, che è appunto l'enologo della terza generazione di questa cantina. Adesso ci racconterà le varie fasi dal raccoglimento dell'uva in poi. Parola a Stefano. Grazie, buongiorno a tutti. Dunque, con la lavorazione dell'uva, l'uva viene raccolta nei vigneti in base anche alla varietà e alle temperature, viene portata su una vasca di raccolta che è una tramoggia qua sopra, e via via poi segue la pulizia del grappolo d'uva. Quindi abbiamo la tiraspatura e poi la pressatura praticamente su un'altra attrezzatura che è poco distante da dove siamo noi, dove avviene appunto la pulizia e il grosso della lavorazione. Siamo più o meno arrivati dove arriva anche l'uva dopo la pressa, giusto Stefano? Giusto, infatti abbiamo il primo percorso del mosto che una volta pulito dalla pressa viene mandato su questi contenitori che sono piuttosto alti, e anche questi sono termocondizionati, ovvero sia sono condizionati da quel gruppo frigorifero là che mantiene la temperatura insomma sotto i 10 gradi di temperatura. Poi c'è il secondo step del mosto, una volta raffreddato passa all'interno per la fermentazione primaria,
Anche queste sono delle vasche che condizionano la temperatura e lo mantengono sui 18 gradi di temperatura fino alla fine del suo percorso, quando appunto avrà trasformato tutta la parte dolce e zuccherina in alcol. Qua ci sarà proprio il futuro vino. Nel secondo percorso della vinificazione abbiamo l'uva rossa. L'uva rossa non viene mandata in pressa, ma bensì pigiata e mandata all'interno della cantina. Questo per ottenere il colore del futuro vino rosso praticamente. E lì non utilizziamo la temperatura per abbassarla, perché la temperatura deve essere piuttosto alta, insomma. Siamo seduti alla botte per procedere con la degustazione, vi faremo vedere tutti i vini che andremo a assaggiare e poi tocca a voi venire a fare la vostra degustazione, sempre su prenotazione, vi ricordiamo. Sarebbe il nostro prosecco dei Colli Ugane, che è il Serprino, e quest'anno anche questo prodotto qui, l'anno scorso ha vinto la medaglia d'argento a Conegliano. All'anno Conegliano su 350 cantine che partecipano con le bollicine, e il nostro Serprino ha preso la medaglia d'argento fra i vari diocesi di Val Guiadere. Col prosecco, un extra dry, sempre legato a Valdobbiadene, che ci ha dato la DOC per avere la possibilità di giustamente avere più vino a disposizione anche loro. Anche questo è un prodotto che ha preso quotazione sempre sull'Eno Conegliano, siamo arrivati all'ottavo posto, e poi la qualità può piacere, non piacere, il gusto è soggettivo. Il prosecco rosé, il Secretum. Questo è un metodo classico di 120 mesi, quindi è paragonabile a una Franciacorta, anche se non si può chiamare Franciacorta perché giustamente nei colli abbiamo i vini dei colli territoriali, e il medesimato. A parte le bollicine, noi come azienda quest'anno abbiamo prodotto abbiamo Cabernet, il Merlot, abbiamo il compendio che è un taglio bordolese, e il Merlot, e anche vini del Rabosello un po' dolce, un po' più amabile per la clientela femminile, il Fiordanaccio che ha preso la medaglia d'oro. Allo stesso tempo il Cabernet è stato premiato con la medaglia d'oro, miglior Cabernet internazionale, quindi il livello qua si sta alzando, e il nostro enologo Francesco, che è il figlio di Stefano, quello che avete visto prima, è un ragazzo giovane, 26 anni, che ha portato tanta qualità nonostante la poca esperienza che può avere, però l'impegno suo è talmente alto. Lui è in cantina alle 7 mattina, va via alle 7 di sera, domenica compresa, è la sua fidanzata alla cantina praticamente, ed è col suo impegno che siamo riusciti ad ottenere prodotti di buona qualità, insomma, ecco. Poi ci sono tante aziende che producono bene qui nei Colli Ugani, non è che siamo l'unica, però le nostre soddisfazioni ce le siamo tolte anche noi, ecco. Questi vini potete trovarli anche da Piccole Tentazioni a Vigo d'Arzere, grazie a Luca, chiedete Grazie. a lui, e cin cin. Cin cin. Ho assaggiato come primo vino alla botte, seduto con calma, questo Secretum, che è una cosa assurda, ragazzi, perché arriva la parte profumata, poi la bollicina che è comunque molto più fine rispetto a quella del prosecco, e poi arriva una parte amara finale che lascia una sensazione unica. È un vino unico, non avevo mai bevuto un vino così, non vedo l'ora di assaggiare gli altri. Ora, se mi volete scusare, vi lascio un po' di suspense, io vado ad assaggiare anche gli altri e ci aggiorniamo presto. Abbiamo dei vini anche dedicati al poeta, al Petrarca, con i vigneti situati proprio nelle colline del Petrarca. Da qua abbiamo un compendium che è un taglio bordolese, un rosso, un 7-14-21, che sono le rime del poeta, e a tal proposito rime disperse, dedicato al Petrarca. Abbiamo assaggiato tanti vini, non tutti meritano tantissimo. Ci sarà occasione di venirli a assaggiare qua assieme, perché state aggiornati, faremo delle degustazioni. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale e grazie. Noi continuiamo un po' a bere, non tanto. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Sei ancora il bicchiere pieno? Perché sei ancora pieno? Cioè. Il problema è che mi toccava parlare, adesso posso bere un attimo.